Allora, mister, una prestazione probabilmente perfetta perché non avete rischiato niente, avete colpito quando dovevate colpire, nel secondo tempo avete amministrato, vincendo contro una squadra che è in salute. No, ma difatti dicevo anche prima al tuo collega, la partita si è incanalata bene perché poi a noi gli episodi sono andati a favore il primo tempo, ma assolutamente non ci sono 3 gol di differenza tra una squadra e l'altra, anzi ho visto un ottimo Borzoli, quindi sono quelle partite che ovviamente a te va bene, agli altri meno, però è chiaro che noi abbiamo fatto un'ottima partita, insomma non abbiamo sbagliato quasi niente sostanzialmente. Ecco, Nelly si rivela ulteriormente un acquisto Sì, abbastanza Nelly importante. sta facendo bene, però onestamente non parlerei tanto di singoli, insomma oggi i gol a Nelly li hanno fatti fare anche gli altri, quindi è merito anche degli altri se lui fa gol e poi insomma per il lavoro che fanno, insomma obiettivamente lavorano tutti tanto e quindi ricondurre i meriti a un singolo non è mai corretto. Ecco, questi 3 punti dicono, se ce ne fosse bisogno, che la Voltrese là davanti c'è, ci può stare e ci vuole stare. Ma sì, ma guarda, noi come ti ho già detto anche in precedenti interviste, noi quest'anno siamo un po' partiti da zero, un anno zero per noi, ma le idee della società sono ambiziose, quindi prendiamo tutto quello che di buono viene senza ansie, non siamo partiti per vincere, ma poi ovviamente la classifica la guardiamo, quindi non ci dà sicuramente fastidio essere nelle prime posizioni. Perfetto.